Un fascicolo senza indagati, almeno per ora, ma è una questione di tempo. Nel mirino della procura potrebbero finire presto gli organizzatori del rito sciamanico, Andrea Zuin e la sua compagna, e i due curanderos che si allontanarono poco dopo la scomparsa di Alex Marangon, Sebastian Castillo, esperto di erbe e pozioni amazzoniche, e il musicista Johnny Benavides. Dunque, non più omicidio volontario, ma morte in conseguenza di altro reato. Come famiglia però chiediamo che a questo punto, siccome poi è chiaro oggi quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè che Alex non fosse un assuntore abituale di sostanza stupefacente e che in quella invece circostanza, e poi ci sono altre cose che vedremo quando avremo l'accesso al fascicolo di poter confermare, ora non posso farlo, comunque in quella data lì, perlomeno in quella data lì, in quel posto lì abbia preso questa sostanza, è una cosa che a questo punto non può scivolare sulla pelle di nessuno. Gli esiti degli esami tossicologici che confermano la presenza nel sangue di Alex Marangone dell'ayahuasca ora aprono un nuovo scenario ed altre domande. Chi l'ha portata alla cerimonia sciamanica all'abbazia di Vidor e chi ha dato questa sostanza psicotropa al 25enne? Quella notte terribile, tra il 29 e il 30 giugno, il ragazzo sarebbe andato completamente in uno stato di allucinazione perché l'ayahuasca potrebbe aver interagito con la cocaina presente sempre nel corpo della vittima. Un mix fatale che potrebbe averlo fatto staccare dalla realtà. A questo punto, come dicevo ieri a qualche suo collega, l'indagine deve prendere una piega diversa, nuova, un'accelerazione importante, perché se Alex va capito se solo Alex, perché anche là ci aspettiamo che gli esami siano compiuti anche sugli altri partecipanti, ha assunto questa sostanza e qualcuno gliel'ha data lì. La verità è quanto ha chiesto sempre la famiglia di Alex, verità su quella notte quando il figlio è scomparso nel nulla, ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello 3 giorni dopo. Le indagini dunque si potrebbero indirizzare verso chi ha ceduto la sostanza psicotropa al 25enne, che poi potrebbe aver provocato la caduta del giovane dal terrazzo dell'abbazia. Fra le domande, perché solo Alex ha avuto una reazione tanto grave quando i partecipanti al rito erano circa una ventina? Resta ancora un giallo, quello di Alex, con poche risposte e tanti, troppi interrogativi.